La nostra gente. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, benvenuti a Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Saltiamo lo spazio che normalmente dedichiamo alle classifiche perché, come vi dicevo l'ultima volta, d'estate insomma le classifiche sono quelle che sono, nel senso che non uscendo nuovi libri sono quelle che abbiamo ancora lasciato a giugno, e infatti in testa c'è il solito Baiani che ha vinto il premio Strega con il suo romanzo. Oggi parliamo di due grandi scrittrici, due grandi intellettuali italiane che non sempre hanno ottenuto il riconoscimento che meritavano, almeno da quelli che un tempo si chiamavano i salotti della cultura italiana. Oggi non esistono più i salotti, non ci sono neanche i saloni e nemmeno le salette, non c'è più niente. Bene, meglio così. Allora, una è Oriana Fallaci e l'altra è Ida Magli. C'è un motivo per cui ne parliamo oggi. Il motivo è che vi voglio presentare degli inediti sia della Fallaci sia della Magli, inediti che verranno pubblicati o comunque di cui si discuterà in settembre. Parliamo innanzitutto di Oriana Fallaci. Oriana Fallaci era nata a Firenze nel 1929 ed è morta a Firenze nel 2006. Vi voglio raccontare qualcosa di lei, visto che ho potuto lavorare con lei per quasi 3 anni. Le facevo da redattore occulto, nel senso che in teoria la mia esistenza non doveva essere nota alla casa editrice Rizzoli, che invece sapeva perfettamente che lavoravo con la signora. Bene, accadde che mi trovavo nel giornale in cui ho esordito, che era Libero, e mi trovavo con Vittorio Feltri un pomeriggio in cui mi fece andare nel suo studio e mi disse: caro Alessandro Gnocchi, noi adesso abbiamo un problema da gestire, dobbiamo pubblicare degli articoli di Oriana Fallaci. Ho deciso di affidare a te la pratica, non credere che sia un favore, è una cosa difficile, vedrai perché, e inoltre devo aggiungere una cosa, che se per caso, per un qualunque motivo, l'articolo della Fallaci non arriva in edicola come nei tempi previsti e nei modi concordati con lei, ecco, in questo caso io ti spezzo in due, come disse quel tale pugile nel film Rocky. Questo imparai quasi subito cosa intendeva, ma insomma io dicevo, bah, la Fallaci, grande giornalista, grande scrittrice, ma cosa avrà mai di così particolare? Non avevo in mente il personaggio, non la conoscevo ancora. La prima telefonata fu di questo tenore, la chiamai, lei stava a New York e quindi c'erano 6 ore di differenza di orario. La chiamai, da noi erano le 3 di pomeriggio, là forse erano le 9 di mattina più o meno, e le dissi: signora, buongiorno, sono Alessandro Gnocchi di Libero, m'ha dato il suo numero di telefono Vittorio Feltri. Come sta signora? Risposta: male, c'ho il cancro. E questo fu l'inizio dei nostri rapporti, che poi si mantennero sempre su questo tono, cioè lei praticamente era una belva feroce scatenata, non mi viene una definizione migliore, più autentica di questa, e nel senso che era una persona difficile, veramente incazzosa, scusate il termine, molto esigente da se stessa e dai suoi collaboratori, come presto avrei imparato.
lei era entrata in contrasto con il Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera le aveva fatto un brutto scherzo, cioè in sostanza aveva pubblicato La rabbia e l'orgoglio. La rabbia e l'orgoglio era l'articolo di giornale che poi diventerà un libro che lei aveva scritto dopo le Twin Towers. Lei tra l'altro a New York abitava anche abbastanza vicino alle Torri Gemelle. Questo articolo clamoroso fece andare esaurito il Corriere della Sera, che quel giorno fece una tiratura eccezionale, quindi l'articolo della Fallaci, peraltro regalato al Corriere, cioè non si fece pagare, fece guadagnare un sacco di soldi al Corriere della Sera e lo pose anche al centro del dibattito sull'Islam e sui nostri rapporti con l'immigrazione islamica. Cosa successe? Successe questo, che il giornale non ebbe la forza di difendere fino in fondo le idee della sua collaboratrice, e quindi la Fallaci si trovò attaccata sul suo stesso giornale qualche giorno dopo da persone come Dacia Maraini, Tiziano Terzani e tanti altri, e questo la offese profondamente, per cui decise di cambiare giornale e decise di collaborare con Libero. Questo perché c'era un profondo rapporto di affetto e di amicizia che la legava a Vittorio Feltri. Si conoscevano da tantissimi anni. Posso anche ricordare un aneddoto, penso sconosciuto, ma Vittorio certamente non ne avrà a male. Quando la Fallaci venne in Italia a morire sostanzialmente, passò da Milano e fu ospite per un certo periodo proprio a casa di Vittorio Feltri, nella sua casa milanese. E a un certo punto la situazione si fece disperata, era chiaro che alla Fallaci restavano pochi giorni di vita, e per questo a un certo punto fu affittata una macchina con autista che avrebbe dovuto che condusse poi effettivamente la Fallaci da casa di Vittorio a Milano fino alla clinica in cui morirà poi a Firenze pochi giorni dopo. E la signora, tutti i collaboratori e gli amici della Fallaci la chiamano la signora. La signora in quell'occasione prese dalla credenza della casa di Feltri un cucchiaino, perché le serviva per mescolare la polvere di un medicinale che avrebbe dovuto prendere durante il viaggio in macchina. Benissimo, prese questo cucchiaino e viaggiò fino a Firenze, dove appunto poi morì pochi giorni dopo. Passò qualche tempo quando ormai, diciamo, il funerale forse non era stato ancora celebrato, ma insomma lei era morta già da 2 o 3 giorni, a un certo punto Feltri si vide recapitare un pacchetto a casa, un pacchetto piccolino da Oriana Fallaci, mittente Oriana Fallaci. Vittorio non riusciva a capire che cosa contenesse. Aprì la scatolina, e nella scatolina c'era quel cucchiaino che lei aveva prelevato dalla credenza per andare, quando appunto aveva preparato il suo ultimo viaggio per andare a morire a Firenze. Un dettaglio che mi ha sempre turbato, scioccato e molto commosso, questa idea che poco prima di morire senta il desiderio di restituire un oggetto che in realtà non aveva valore, poi, come un cucchiaino. Perché la signora era incazzosa, ma capace anche di grandi gesti di affetto e di generosità soprattutto. Lavorare con lei era terribile, perché appunto era super esigente, e soprattutto avevi sempre il terrore che l'articolo non sarebbe mai stato stampato, perché lei faceva così: stendeva un testo di base, che poi era un testo molto lungo, soprattutto per gli standard di un giornale, perché faceva pezzi di 4 pagine magari, più 5 con la prima pagina, e quindi stendeva questo testo e iniziava un processo di correzione che non aveva mai fine. Limava, toglieva, spostava, correggeva, poi ritornava sui suoi passi. Insomma, era veramente un lavoraccio. In più c'era la differenza
di orario, e in più c'era il fatto che naturalmente era colpa mia anche quando sbagliava lei, ovviamente. E ci sono degli episodi, mi ricordo una notte stremato perché era mezzanotte da noi, quindi da loro era tardo pomeriggio. Arrivo a casa, era estate, ero completamente solo perché la mia famiglia era in vacanza, e niente, mi schianto sul divano distrutto dalla fatica di stare dietro alla Fallaci per tutto il giorno. Apro una bottiglia di vino bianco, sto per sorseggiare finalmente il vino quando suona il telefono e io tiro su incautamente, convinto che sia mia moglie che mi sta telefonando dalle vacanze. Pronto Gnocchi? Era ovviamente la Fallaci. Che ore sono lì da lei? Ma signora, qua è tardi, è mezzanotte. Bene, allora ci sia ancora 3 ore per lavorare. E per 3 ore lavorammo. Lei correggeva, io prendevo nota, poi c'era quel rituale buffo, perché non aveva senso, ovvero quando io avevo finito una bozza, che poi le bozze erano infinite, come avrete capito, dovevo mandargliela a New York negli studi della Rizzoli. Però lei era convinta che la Rizzoli non sapesse della mia esistenza e di conseguenza mi chiedeva di mandarle queste bozze in modo che non fosse possibile capire da dove arrivavano e che cos'erano. Ma a parte che era impossibile non capire che era un altro giornale rispetto al Corriere della Sera, comunque io dovevo coprire tutte queste bozze con dello scotch nero in modo che poi dalla fotocopia non si capisse, che non si vedesse la testata, non si vedessero le testatine, non si capisse che era libero, quando era del tutto evidente che lo fosse, ma questo non importa. Quindi le spedivo queste bozze che lei andava a ritirare negli uffici newyorkesi della Rizzoli e poi se le portava a casa e ricominciava a correggere. Tutto questo non aveva mai fine, c'era un momento che era quello, il momento chiave, che era il momento in cui capivi se eri destinato al disastro oppure no. Era il momento in cui la Fallaci decideva di leggere il testo ad alta voce, una cosa che faceva sempre con tutti i suoi libri, si capisce benissimo anche nel testo che tra poco vi presenterò, e quello era il momento decisivo, perché se la lettura ad alta voce non andava bene, cioè non le piaceva quello che ascoltava, si ricominciava da capo. E in ogni caso, anche quando il testo era arrivato, l'aveva approvato perché la lettura invece era andata bene, in ogni caso andava avanti a correggere lo stesso fino a un minuto prima di mandare in stampa l'articolo. Questo era molto faticoso, però bisogna anche capire perché la Fallaci faceva così. Certo, poteva usare forse dei metodi un po' più urbani, ma con i suoi collaboratori, ma in realtà questa ferocia, questa forza che lei metteva in tutto quello che faceva era innanzitutto, come dire, un segno di rispetto verso chi avrebbe letto i suoi testi, cioè lei riteneva che dovesse continuare a limare, rivedere e sistemare fino al momento in cui il testo era perfetto e quindi sentiva di aver fatto il suo dovere nei confronti di chi poi avrebbe speso dei soldi per leggerla. E quindi diciamo questo lavoro era stremante, ma da un certo punto di vista era anche commovente, è stata una grandissima lezione in ogni senso, di stile, di forza, di giornalismo, qualunque cosa. È stata sicuramente una grande donna con un carattere un po' così, un po' difficile. Ma adesso veniamo al motivo per cui ho raccontato tutta questa storia, ovvero che a settembre troverete in libreria il 23 settembre la stampa per il 50° anno di uno dei libri più famosi della Fallaci, che è La lettera a un bambino mai nato, pubblicato da Rizzoli,
e come sapete probabilmente è un libro che tratta il tema dell'aborto, un tema che nel 1975, quando uscì la prima edizione, era al centro del dibattito pubblico. Ne discutevano sul Corriere della Sera personaggi come Pasolini, Sciascia, Calvino, Magris, tutti i più grandi intellettuali dell'epoca, e lei con questo libro si inseriva in quel dibattito. Questo libro che cos'è? È un saggio, un romanzo? Su questo la Fallaci stesso, ho potuto vedere delle lettere ancora inedite, discuteva con il suo editor, e l'editor, che è quello che fa il lavoro di correzione, no? di supporto alla scrittrice, l'editor riteneva fosse un saggio, lei invece diceva no, guarda, non hai capito niente, questo è un romanzo. Comunque è la storia di una gravidanza molto difficoltosa, in cui la madre è indecisa se mettere al mondo il figlio, poi decide di sì, ma nel momento in cui decide che sì, vuole quel figlio, ha un aborto spontaneo. Dopodiché c'è il finale che scopriamo in questi giorni essere stato molto diverso, è stato cambiato molte volte, non dalla Fallaci. Nel finale della Fallaci la donna muore subito dopo l'aborto spontaneo. Ve lo posso raccontare perché non è avrete capito che non è un giallo e che non c'è il colpo di scena. Muore. Ma Alekos Panagoulis, che era il fidanzato della Fallaci, insisteva che la donna non doveva morire, o almeno bisognava mantenere un minimo di speranza, e aggiunse una parola: forse. E quel forse cambia il significato del libro. Infatti dal 75 al 93 il personaggio del libro, la protagonista del libro, forse muore, ma tutto lascia intendere che vivrà probabilmente. Nel 93 la Fallaci fa una lettura del testo, che poi si può trovare anche in CD, tra l'altro, in tutte le librerie, e vede quel forse e dice no, vabbè, adesso quello fu un gesto d'amore, tenere il forse fu un gesto d'amore mio nei confronti di Alekos, però adesso lo togliamo, e infatti fu tolto. Poi ci furono delle ristampe un po' incasinate, insomma, comunque il finale, quello autentico, è con la morte della madre. Ma che cos'è venuto fuori? E qui veniamo all'inedito. È venuto fuori un quaderno che lei aveva chiuso in un cassetto a New York, da cui salta fuori una versione inedita, primigenia, di Lettera a un bambino mai nato. Si intitola in inglese, il titolo è in inglese, Letter to a Neverborn Child, è datato New York 67, è uno dei quadernetti deliziosi che aveva la Fallaci, con la copertina cucita a tela, e niente, scopriamo quindi che tutto quello che lei aveva raccontato sulla nascita di questo libro era falso. Non è vero che nasce da un'inchiesta dell'Europeo, nasce da un aborto spontaneo della Fallaci, che possiamo collocare, che lei colloca nel 1966. Questo diario cioè questo testo è fatto a forma di diario e racconta dei dettagli della vita della Fallaci, che sono alla base poi del libro, del libro del 75, ma che poi nel libro del 75 non ci sono. Poi anche il tono è molto diverso, è il tono veramente di una lettera, più di quello, anche se a forma di diario, è proprio un tono diverso, più intimo, più rilassato rispetto alla lettera a un bambino mai nato. E si capisce che è lo stesso materiale, ma il diario è molto diverso, cioè ci sono dei dettagli, poi è montato in maniera anche diversa, cioè l'incipit è diverso, lo troviamo più avanti, insomma è un'opera a sé stante, e giustamente la Rizzoli ha deciso di stamparlo in coda
ha la lettera a un bambino mai nato e lo stamperà, e questo secondo me è un motivo di grande interesse, lo stamperà nella cosiddetta riproduzione anastatica, fotocopia, diciamo così, male, del diario, perché questo, la Fallaci aveva una grafia da bambina molto comprensibile e questo diario miracolosamente non è coperto dalle correzioni che lei di solito faceva, perché si vede che quando ha deciso di interrompere la stesura l'ha messo nel cassetto e non ci ha pensato più, il che ci fa supporre che la cosa fosse troppo fresca e troppo e che le mettesse forse ansia o roba del genere, insomma non era ancora pronta a raccontare questa storia e quindi si potrà leggere nella grafia di pugno della Fallaci e questo mi sembra molto carino. Vi leggo solo un piccolo passaggio per farvi capire che è diverso. L'incipit famoso della lettera è: stamani era l'alba, ho saputo che c'eri. Qua parte in maniera completamente diversa. Devi sapere anzitutto, e si sta rivolgendo al feto, che la mia mamma non mi voleva, perché non mi voleva nessuno. Era incominciato per caso, in un momento di altrui distrazione. Perché non nascessi, la mia mamma preparava ogni sera un bicchiere di sale inglese, poi lo beveva piangendo. La beve per 4 mesi, piangendo, chiusa in camera sua prima di andare a letto. Questa è la storia vera della Fallaci, di sua madre. Poi una sera, proprio mentre stava portando il bicchiere alle labbra, io mi girai nel ventre e con un calcio le dissi di non buttarmi via. La mamma allontanò di colpo il bicchiere e rovesciò il sale inglese nel vaso da notte. Così nacqui anch'io. Qui naturalmente il feto che parla è la Fallaci stessa e quindi c'è una bella differenza con l'altro incipit. Ci fermiamo un attimo e poi parliamo di Ida Magli. Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai. Non sarà mai più grande dell'amore che dai. Non ho dimenticato l'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là, ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai. Non sarà mai più grande dell'amore che dai. Abbiamo sentito uno stralcio di Vietato morire di Ermal Meta, un cantautore che apprezzo molto, e adesso parliamo dell'altra grande donna di questa puntata, che è Ida Magli. Allora, di Ida Magli abbiamo un anniversario importante, sono i 100 anni dalla nascita. In realtà erano in gennaio, però diciamo le celebrazioni partono dopo la fine di agosto e in particolare quella più importante si terrà il 20 e il 21 settembre al Vittoriale, che è appunto la grande casa di D'Annunzio sul lago di Garda.
Tra le cose che verranno presentate durante questo convegno, che probabilmente presenterò io stesso, sono gli articoli che lei scrisse per il giornale, articoli che non sono mai stati raccolti in volume e che rappresentano una parte non indifferente della produzione degli ultimi anni di Ida Maglia. A parte che ultimi anni mica tanto, perché stiamo parlando comunque di una collaborazione iniziata nel 1994 e finita nel 2015, lei poi muore nel 2016, quindi insomma è un bel tratto di strada. Lei veniva da Repubblica e l'Espresso, però aveva assunto delle posizioni sull'immigrazione, sull'Islam, sull'Europa, soprattutto sull'euro, che non erano più in linea con diciamo le idee professate da Repubblica. Si era decisamente spostata verso destra o meglio, lei non si era spostata da nessuna parte. Lei era rimasta dov'era, nel senso che quando tra poco vi leggerò alcuni passaggi di questi articoli, voi vedrete che lei non segue mai le argomentazioni classiche, giornalistiche. Lei segue sempre motivazioni antropologiche. Lei è stata la più grande antropologa italiana e di conseguenza appunto applicava sulla cronaca, all'attualità, quello che lei aveva sempre studiato, cioè come si forma una società umana, quali caratteristiche deve avere, quale significato hanno certi riti o certe pratiche e qual è la posizione della donna, insomma tutte le cose che lei aveva studiato nelle civiltà nostra, ma anche nelle altre civiltà, dal punto di vista appunto di una antropologa e di una scienziata. Allora, le battaglie di Ida Magli al giornale sono battaglie molto, molto chiare, aveva il dono della schiettezza, esattamente come la Fallaci, ovvero c'è una parte della produzione che fa notare come un'immigrazione di massa non possa che, come dire, cambiare i connotati dell'Italia e dell'Europa intera e condurci forse in luoghi che noi abbiamo frequentato nel nostro passato, ma che forse non vorremmo frequentare più, luoghi in cui non c'è divisione tra religione e Stato, ad esempio. Ce l'aveva, avrete ormai capito da quello che ho appena detto, ce l'aveva in particolare con l'immigrazione islamica, che lei riteneva assolutamente non conciliabile con la civiltà occidentale. Diceva: per noi la legge è uguale per tutti, invece l'immigrato islamico segue un'altra legge, che è la legge del Corano. Questo non è possibile. Il Corano poi introduce delle differenze tra l'uomo e la donna che per noi sono completamente inaccettabili, abbiamo lottato proprio per eliminarle e ora ci rientrano. In questo punto diceva che il prezzo più grande che sarebbe stato pagato a causa di una immigrazione musulmana di massa sarebbe stato pagato proprio dalle donne, e in questo secondo me queste cose lei le scriveva negli anni 90, quindi siamo ben prima delle Torri Gemelle, di tutto. Noi ci siamo svegliati con le Torri Gemelle su questi temi. Lei già li dibatteva all'inizio degli anni 90, appunto. E poi l'altro grande cavallo di battaglia, probabilmente quello più importante anche dal punto di vista, diciamo, quantitativo, è la polemica contro l'Unione Europea, che secondo lei era una cosa assurda, perché diceva che innanzitutto che è impossibile fondare un'unione dove si parlano 26-27 lingue diverse, ma a parte questo lei diceva l'anima dell'Europa non sono le banche, non è l'economia, l'anima dell'Europa è un'altra cosa, è l'umanesimo, insomma. Lei diceva: non si può fare l'Europa partendo dalla testa,
prima decidiamo chi comanda e poi questi comandano senza rispondere a nessuno. No, bisogna fare una cosa completamente diversa, anzi lei diceva che non bisognava proprio farla, bisognava fare degli accordi commerciali come era ai tempi di Maastricht, diciamo, e antecedenti a Maastricht, e fermarsi lì, fermarsi a quello. Doveva essere quindi un'unione commerciale, no? Invece dice hanno voluto fare queste istituzioni che non si sa a chi rispondano e la fregatura massima, dice, quella che metterà in ginocchio l'Italia e gli altri paesi dell'Europa del Sud è l'euro. L'euro è la fregatura massima. Diceva, senza una moneta propria uno Stato non è sovrano e se finisce con l'adottare la moneta in realtà di un altro Stato, cioè la Germania, perché l'euro è il marco in realtà, bene, vuol dire che diventa servo di quel paese e è difficile, insomma, come dire, contestare, cioè, diceva, ma questo prima che l'euro venisse approvato, che ci avrebbe impoverito, che grazie all'euro si poteva venire in Italia a fare gli acquisti, cioè gli acquisti di aziende intere, di interi rami. Beh, pensate a quello che è successo al settore del lusso, comprato dai francesi, insomma, vedeva molto lontano e c'è questo fatto veramente meschino che accadde quando morì. Morì e mi ricordo che i giornali per i quali lei aveva lavorato in passato le dedicarono dei trafiletti nemmeno nella pagina di cultura, come dire questa traditrice non è nemmeno un intellettuale, non merita la pagina della cultura, va nella cronaca, un trafiletto in cronaca per la più grande antropologa italiana. Vabbè, vi leggo qualche passaggio di questi articoli, provate a pensare se oggi sarebbero pubblicabili. Nei paesi europei di forte immigrazione, come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, sono attivi già da anni dei tribunali islamici che giudicano e emettono sentenze secondo il Corano, soprattutto nell'ambito di questioni o reati, tra virgolette, familiari. E questo è di per sé la prova dell'esistenza di uno Stato nello Stato, cosa che diceva anche la Fallaci, più tardi però lo dirà, della sua incapacità ad amministrare i cittadini con lo stesso diritto. La nostra antichissima nobile formula, la legge uguale per tutti, non vale più. Ma questa è in definitiva la testimonianza più sicura che la tanto osannata integrazione è impossibile da realizzare. Impossibile per un motivo molto semplice, che i politici però si rifiutano di capire, e qua arriva l'antropologa. Le religioni sono creazioni dei singoli popoli, così come la lingua, il diritto, l'arte, la musica, la scienza. Ne rispecchiano la forma mentis, la visione del mondo, il carattere, la personalità di base. Cosa avverrà nel prossimo futuro in Italia con una forte presenza di musulmani se non si bloccherà immediatamente l'immigrazione? Nessuno si illuda che dando loro la cittadinanza italiana, e qua chi nel centrodestra ha orecchie per intendere intenda, nessuno si illuda che dando loro la cittadinanza italiana, come è stato proposto da alcuni partiti, diventino italiani. Non è l'anagrafe a creare i popoli e la loro cultura. E poi ci sono dei passaggi incredibili sull'euro, prima che venisse introdotto. Il gravissimo errore è stato compiuto quando è stato deciso di entrare nell'euro, perciò la situazione rimarrebbe la stessa anche se si cambiassero i governanti. Si pensa di far andare al governo un economista o un banchiere? È la decisione peggiore, perché il potere racchiuso nelle mani dei banchieri sancirebbe formalmente la fine della democrazia e della forza degli stati. I politici italiani se ne convincano. Non entrare nell'euro sarà un atto di forza, non di debolezza. Poi ci sono tirate contro il politicamente corretto. Il politicamente corretto costituisce ovviamente la forma più radicale di lavaggio del cervello che i governanti abbiano mai imposto ai propri sudditi. E qua di nuovo l'antropologa. La corrispondenza pensiero-linguaggio è infatti praticamente automatica. Inserire una distorsione concettuale in questa corrispondenza significa impadronirsi dello strumento naturale di vita a cui è affidata la specie umana, l'adeguamento del sistema logico cerebrale alla percezione della realtà nella formulazione linguistica dei concetti.
Non sappiamo chi sia stato a ideare un tale strumento di potere per dominare gli uomini e indurli a comportarsi secondo la volontà dei governanti. Evoluzione terrificante di quella che un tempo si chiamava censura. Terrificante perché la censura non è più visibile come tale, nessuno ne è più consapevole, è stata introiettata. Poi ci sono l'anima dell'Europa non è mai stata il mercato, ma la creatività, la scienza, la filosofia, l'arte, la musica. Tra l'altro Ida Magli suonava divinamente il pianoforte, era antropologa ma era anche diplomata al conservatorio, suonava divinamente. Era questo che portava con sé, quasi come un inevitabile prodotto, anche il mercato e la ricchezza. Maastricht e i suoi parametri sono sbagliati. Una moneta unica per mercati diversi e prodotti diversi non può funzionare. E poi questo invece è sul gender, cioè quello che noi oggi chiamiamo gender e che all'epoca però non veniva ancora definito neppure in questi termini. L'itinerario verso l'indifferenziazione dei sessi e di conseguenza degli esseri è stato avviato dalle istituzioni del potere politico, evidentemente tutte d'accordo fra loro, dagli anni 70 in poi, senza che ce ne sia stato detto nulla. Il motivo è chiaro: si tratta di giungere all'uniformità degli individui per poter governare tutti allo stesso modo. La democrazia qui è uno strumento omogenizzatore, al di là delle lingue, delle razze e delle religioni. Chiudo qua perché credo di aver già sforato di 15 minuti, ma credo che ne valesse la pena, almeno lo spero, e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ciao.